Coronavirus e studenti a rischio. Dopo le richieste dei governatori del Nord, Veneto compreso, i ministeri di salute e istruzione decidono nessun obbligo di rimanere a casa, ma sì all'isolamento volontario. Collina del Prosecco UNESCO, si riaccende il dibattito sull'uso del glifosate, erbicida messo al bando negli ultimi anni ma riabilitato dall'Agenzia Americana per l'Ambiente. Per Zaia non si può tornare indietro. A Crocetta del Montello il flash mob dei risparmiatori truffati dall'ex Popolari. Le croci della rotonda, simbolo della battaglia, verranno da oggi piantate in ogni giardino delle vittime del crack. Ai nostri microfoni la giovane commessa che ieri sera a Mogliano è riuscita a bloccare uno dei banditi in azione durante la rapina in centro. Intitolare una strada di Treviso a Norma Cossetto, simbolo dei martiri delle foibe. La mozione dei capigruppo di maggioranza sarà presentata nel prossimo Consiglio Comunale. Palloncini e striscioni su tutta la via, così oggi un quartiere di Quinto di Treviso ha festeggiato i 100 anni di una nonna dal nome a dir poco patriottico, Italia-Roma. 365 giorni ai mondiali di sci di Cortina 2021, ieri sera cerimonia in piazza di Bona per lo scoprimento dell'orologio digitale che ha fatto partire il conto alla rovescia. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est. Apriamo questa sera ancora una volta con il coronavirus e con la circolare che il Ministero della Salute di concerto con quello dell'Istruzione ha inviato anche ai governatori del Nord. Il tema è quello del rientro degli studenti dalla Cina. Nessun obbligo di rimanere a casa, ma sì all'isolamento volontario. Alla fine il Ministero della Salute e dell'Istruzione hanno optato per la via di mezzo, recuperando la lezione di Re Salomone: no a quarantene forzate, sì agli isolamenti volontari per tutti gli studenti di rientro dalle zone più colpite della Cina, chiarendo una volta per tutte la posizione del governo sul tema coronavirus a scuola. I casi segnalati saranno oggetto di un'azione coordinata tra dirigenti scolastici e le ASL del territorio, che avranno il compito di monitorare i soggetti coinvolti, misurando loro la febbre e riscontrando eventuali problemi respiratori. L'isolamento volontario, recita la circolare, sarà assegnata nei registri come assenza giustificata, particolare non di poco conto. La miccia era stata accesa lunedì con la lettera dei governatori del Nord, Veneto compreso, con cui si chiedeva all'esecutivo di istituire una quarantena obbligatoria per tutti gli studenti di rientro dalla Cina. Pochi giorni dopo, sempre i governatori del Nord avevano chiesto regole precise almeno per gli isolamenti volontari che si stanno registrando a macchia di leopardo su tutto il territorio, anche in Veneto. Adesso è lo stesso Zaia a chiudere il cerchio di una settimana infuocata, incassando nei fatti una vittoria e parlando di una misura responsabile. Ma a me sembra buon senso, guardi, io sento il Ministro più volte al giorno, il Ministro Speranza, e il rapporto è assolutamente di assoluta collaborazione, qui non c'è politica, non c'è niente, ma c'è buon senso. Se avessimo dei ragazzi infettati nelle scuole sarebbe una tragedia. Quanto alle accuse di favorire discriminazione tra i banchi, che gli sono piovute addosso anche attraverso campagne social, Zaia scandisce a chiare lettere. Il virus non si guarda la carta d'identità o il passaporto di uno. Allora, se il cittadino cinese, la scuola cinese, il ristorante cinese non è tornato il gestore non è tornato da Wuhan, che è zona infetta, vale come un trevigiano piuttosto che un padovano che non ci ha mai andato a Wuhan, punto. Finiamola queste menate, parliamo di coronavirus. Manifestazione con flash mob di protesta questa mattina alla rotatoria di Crocetta lungo la Feltrina. Protagonisti i risparmiatori di Veneto Banca e le croci che hanno piantato giusto un mese fa. Risparmiatori truffati! L'ho fatto perché per ridare dignità a queste persone che ci hanno rimesso praticamente tutto e bisogna dare la volontà, la speranza e sicuramente bisogna riportare a casa tutti i denari mal tolti a queste persone. Io sono qui per testimoniare oggi con la vicinanza ai risparmiatori. In famiglia mia sono stati colpiti comunque anche dalla Veneto Banca. Credo comunque che lo Stato non possa avere due pesi e due misure. Banca del sud della Puglia salvata, banche del Veneto sprofondate. 4 anni di croci, sai, noi i nostri soldi promessi? Dopo 4 anni? Vice Sindaco, anche lei ha alzato la croce, perché? Per rappresentare i cittadini che oggi non hanno potuto essere qui, perché appunto non sono solo i cittadini truffati, ma è tutta una comunità e questa comunità va rappresentata e difesa. Io sto ancora aspettando le carte dalla banca, per esempio. Io non posso inoltrare il rimborso perché non ho ancora ottenuto le carte dalla banca.
Questa è la sua croce, insomma. È una grande croce. La croce è comunque un simbolo di giustizia, di sacrificio, e i risparmiatori ne hanno fatti tanti di sacrifici. Lei è contento perché Banca Intesa sta facendo una serie di utili? Sì, sta facendo molti utili e sarà per quello che non hanno il tempo di fornirci la documentazione. Proprio l'altro ieri è stata rifatta la commissione delle banche. Io davvero credo che questa commissione, io combatterò fino alla fine, che questa commissione davvero faccia qualcosa per questi risparmiatori. Io mi viene in piangere perché e cerco sempre di dimenticare apposta, perché sennò ti tiri veramente allo male proprio, insomma, ecco. Intanto sulle colline del Prosecco, ora patrimonio UNESCO, si riaccende il dibattito attorno all'utilizzo del glifosate, erbicida messo al bando negli ultimi anni ma riabilitato dall'Agenzia Americana per l'Ambiente. Per il governatore Zaia non si deve tornare indietro. Il glifosate è la madre di tutte le battaglie, non è l'unico, ed è bene che questo sia accantonato e si deve passare ai successivi. Tornare indietro decisamente no. In tutti i vigneti del mondo lo utilizzano bene, noi non lo dobbiamo utilizzare. Vuole stroncare sul nascere qualsiasi tentativo di riabilitazione il governatore del Veneto Luca Zaia. Il glifosate deve rimanere nella blacklist dei nemici del Prosecco, e pazienza se la prestigiosa Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti abbia escluso qualsiasi pericolo per l'agricoltura e la salute umana. C'è poi il fattore UNESCO. Quello che si fa nelle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, nei 9.000 ettari, peraltro patrimonio dell'umanità, diventa ovviamente cassa di risonanza a livello internazionale. Sulla riabilitazione del glifosate nelle scorse ore aveva espresso soddisfazione mezzo stampa il presidente di Confagricoltura Veneto Ludovico Giustiniani, parlando di scienza e non di pregiudizio, una presa di posizione pesante anche perché lo stesso Giustiniani da poche settimane è espressione del consorzio della DOCG all'interno del consiglio direttivo dell'ente di gestione delle colline UNESCO. A prendere le distanze da Giustiniani è Innocente Nardi, che del consorzio di tutela DOCG è presidente. Nardi ricorda come dal 1 gennaio 2019 l'uso del glifosate sia vietato dai regolamenti di polizia rurale dei comuni della DOCG e che per i trasgressori ci sono sanzioni amministrative. Noi siamo convinti che passi indietro non si possono fare. L'eliminazione del glifosate lo abbiamo fatto noi per primi. Intanto del futuro del Prosecco si è parlato in questi giorni a Conegliano. Una volta era facile mescolare, sciogliere il prodotto dell'acqua e fare il trattamento e è morta lì. Oggi invece ci vuole una grande professionalità. Anche il Prosecco ha sete di nuove professionalità e competenze e nell'era delle colline UNESCO non potrebbe essere altrimenti. A imporlo sfide essenziali come la riduzione dei trattamenti e delle dosi impiegate oppure la nuova lotta integrata. Quindi integrare il controllo chimico con l'uso di microrganismi che sicuramente possono dare un aiuto importante, però richiedono conoscenze e professionalità avanzate. L'innovazione che riguarda diversi aspetti, digitale ad esempio, la genetica, la biologia, tutti argomenti che sono nelle corde dei nostri giovani. Da qui la 3 giorni organizzata a Conegliano da Regione e Cirve, il Centro per la ricerca in viticoltura dell'Università di Padova, dove la sfida delle competenze è strettamente collegata ai temi più caldi per i produttori. La qualità del vino è una cosa della quale non si parla più, ma che dobbiamo comunque tenerla ben presente e migliorarla, e la sostenibilità deve diventare un prerequisito, una cosa fondamentale per tutte le aziende e per tutti i produttori. Sostenibilità che non può prescindere dalla prevenzione del rischio idrogeologico. È un rischio presente e soprattutto in certe viticolture dove si è fatta una scarsa attenzione in fase di impianto dei vigneti a non sistemare accuratamente i drenaggi e la regimazione delle acque superficiali. Ieri sera in diretta vi avevamo dato conto della rapina appena successa in pieno centro a Mogliano. Oggi abbiamo parlato con la commessa che l'ha sventata, il suo sogno fare la carabiniera. In quel momento, quando si ha l'adrenalina in corpo, non capisci nulla. Ho reagito
di spontanea volontà. Capacità di reazione, sangue freddo, queste le armi usate da Federica Trovò, la commessa che accanto a una giovane cliente ha sventato una rapina in pieno centro a Mogliano. Sono le 18 di venerdì quando un primo uomo entra all'Air Beauty di Via Zara e chiede a Federica di visionare dei prodotti. Si esprime a gesti, non parla l'italiano, è un tentativo di distrazione, giusto il tempo di permettere a un complice di entrare e dirigersi verso la cassa. Peccato che una cliente che si trova dietro a un dispenser lo veda e inizia a urlare. In quel momento che dopo ho sentito appunto la ragazza urlare e mi sono girata e ho visto l'uomo che usciva praticamente dalla cassa. A quel punto ho mollato tutto, sono andata dove c'era la ragazza che tentava di tenere l'uomo. Abbiamo cercato di trattenerlo, però lui è scappato. Seguono attimi concitati, Federica e la cliente riescono ad attirare l'attenzione degli altri commercianti. Mentre il complice scappa, il primo uomo resta di fatto intrappolato. Ha alzato le mani per dire non c'entro nulla, però dopo ha tentato di scappare anche lui dandomi degli spintoni. Infatti ho sbattuto un pochino la mano sulla porta ed è rimasto qui praticamente bloccato. Arrivano quindi i carabinieri, l'uomo scoprono più tardi è un 50enne georgiano con un rosario di precedenti e innumerevoli alias. L'accusa per lui è di rapina mentre è caccia il complice. Resta un'intera via che si è mobilitata, a cui va il grazie della titolare del negozio. Non hanno chiuso gli occhi ma si sono dati da fare. Grazie di cuore a tutti, veramente. Questa è stata la cosa bella di quello che è successo ieri. Intanto Federica ritorna a riaprire il cassetto dei sogni. Il mio sogno nel cassetto era di diventare carabiniere, quindi mi è servito, mi ha dato un po' un aiuto, ecco. Allora questo sogno, questo cassetto è da riaprire? Ma non si sa. Ma l'episodio di ieri sera è solo la punta dell'iceberg a Mogliano, dove i commercianti si sentono insicuri. L'orario di chiusura dei negozi sta diventando un incubo per negozianti ed esercenti presi di mira dai malviventi, banditi alla ricerca degli incassi della giornata, poco o tanti che siano, l'importante è arraffare quanto più possibile ed ormai la gente non si sente più tranquilla nonostante il super lavoro delle forze dell'ordine. Viviamo col terrore, andiamo a lavorare, usciamo, se hai l'incasso, cioè è proprio diventato... Sì, ho il negozio qui anch'io in Via Zara e li abbiamo tutti visti passare nel pomeriggio questi due brutte persone. Questo negoziante è stato seguito, ci racconta, e tenuto sotto controllo fino a quando è stato derubato. Mi sono recato come ogni sera a chiudere il negozio e nel momento che stavo chiudendo il negozio in una maniera molto veloce mi è sparita la borsa dalla macchina. La borsa neanche non si vedeva addirittura perché era sotto il sedile, per cui di sicuro questi sapevano già come comportarsi perché l'hanno subito trovata. Nel momento che sono uscito non c'era più. Sulla rapina di ieri, in pieno centro, ci dice. In centro con tutti i negozi alle 6 di sera di venerdì, è un po'... ma comunque ci siamo abituati perché... sono già andati a far visita anche da altri commercianti, non si può andare avanti così. Questa gente non sai mai chi è, le foto nei giornali non li vedi chi sono e andiamo a finire noi che alla fin fine non dovremmo andare sui giornali, ma loro devono andare sui giornali a vedere la faccia, non nostra. Quindi un po' più di sicurezza, ecco questo. Si è accasciato, colpito da infarto, mentre si trovava in montagna a sciare con due amici, si trovava vicino ad un rifugio, ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie fino a quando è caduto a terra perdendo conoscenza. Si tratta di un infermiere del SUEM 118 di Treviso di 43 anni. L'uomo è stato salvato dai colleghi che erano con lui. Prima il massaggio cardiaco, poi l'uso del defibrillatore semiautomatico messo a disposizione dai carabinieri presenti in pista. L'infermiere ora si trova ricoverato all'ospedale di Treviso, le sue condizioni stanno migliorando. Torniamo a occuparci del ponte di Vidor, ieri sera riunione affollata. Basta questa immagine della telecamera sfiorata dal SUV in corsa per descrivere la pericolosità per pedoni e ciclisti nell'attraversare il ponte di Vidor. Anche questa è una delle storie infinite del nostro territorio. Vicenda che oscilla tra la ristrutturazione, stile ponte Priula del manufatto, e la costruzione di un nuovo ponte più in giù tra Vidor e Crocetta. Qui, sulla rotatoria di Cornuda, a ridosso della Feltrina, c'è già l'imboccatura della bretella che dovrebbe portare in località Fornaci, dove dovrebbe posizionarsi il nuovo passo sul Piave.
Attraversamento spostato per dare respiro al centro di Vidor. Per il ponte di Vidor passano da 23 a 25 mila veicoli al giorno. Per il centro di Vidor, voglio specificare, passano di media 20 mila veicoli, 21 mila veicoli, oltre anche 21 mila, nel giorno del venerdì, che è il giorno di punta. Situazione insostenibile, ma che rischia di andare avanti all'infinito se qualcuno non tiene accesi i riflettori sul caso. Ecco perché venerdì sera quasi tutti i rappresentanti dell'Alta Marca si sono ritrovati con il sindaco Cordiali per ribadire che il nuovo ponte sa da fare. D'accordo anche l'assessore regionale De Berti, che però ha sottolineato che qualcuno i soldi li deve pur tirare fuori. È stato un calcolato circa 40 milioni di euro, ancora nel 2015, quindi adesso non so, ci saranno alcune varianti. Perché sta lì il problema? Un tempo ci sarebbe stata la provincia, ora senza fondi. Ma il ponte sa da fare, ribadisce il sindaco, anche perché con la designazione UNESCO è già aumentato il flusso turistico. Vediamo anche la sabato e domenica, che sono giornate sembrerebbero tranquille, abbiamo 15, 16, 17 mila veicoli al giorno che passano. Però un turista che viene qua, magari sta un'ora o due in colonna per un piccolo banale incidente, dice questo non è un territorio UNESCO ma è un territorio un po' abbandonato a se stesso. Le scelte del governo centrale raccontate da chi le discute ogni giorno a Ponte di Piave. Ieri sera 2 senatori della Repubblica hanno spiegato perché secondo loro l'autonomia avverrà solo dopo nuove elezioni. Riuscire a far capire alla gente perché ci ritroviamo in questa situazione un po' paradossale, dove al governo abbiamo delle persone che continuano a far aumentare il debito pubblico. Spiegare ai cittadini cosa succede a Roma direttamente, senza la mediazione di radio e televisioni nazionali. Questo è lo scopo del primo di una serie di incontri che il senatore Giampaolo Vallardi ha deciso di organizzare nella Marca. Bombardati ogni giorno da troppe informazioni, quasi sempre contraddittorie, significa non avere di fatto alcuna informazione reale. Ecco perché venerdì sera, nella casa della comunità di Ponte di Piave, con l'onorevole Vallardi, c'era anche il senatore economista Alberto Bagnai. Sul tavolo a discutere con loro delle decisioni romane rappresentanti di categorie economiche, diversi amministratori regionali e locali, mentre tra il pubblico non mancavano sindaci e assessori dei nostri comuni. Nel mirino l'operato del governo, in particolare le decisioni economiche volute dal Movimento 5 Stelle. Lo dicono che una volta si stava meglio, bisogna soprattutto produrre meno perché produrre si inquina, bisogna andare meno in macchina perché se si va in macchina si inquina. E noi invece siamo quelli che dicono no, dobbiamo continuare a produrre, però dal punto di vista ambientale rispettando l'ambiente, però per rispettare l'ambiente bisogna fare gli impianti, quindi bisogna costruire. Tanti gli aspetti economici analizzati dai 2 senatori, che infine hanno spiegato così il muro di gomma sull'autonomia del Veneto. Non arriva perché c'è una situazione paradossale, c'è un paese diviso a metà, da Roma in giù l'autonomia non la vogliono, secondo me da Bologna in giù non la vogliono. Ma non la vogliono perché non hanno ancora capito che quell'autonomia che vogliamo noi invece non è prendere i soldi o non dare, o prendere i soldi al sud o non voler dare i soldi al sud, è invece riuscire a spendere bene i soldi che comunque ci sono. Cosa bisogna fare? Ma la rivoluzione con la forza no, la si faceva una volta, non penso si riesca a fare, c'è solo un popolo esasperato, ci stiamo avvicinando ma ancora non lo siamo. Io credo che tra 2 anni ci sarà il punto di svolta, sicuramente alle prossime elezioni, ne sono convinto che le cose cambieranno. In occasione del 10 febbraio, il giorno del ricordo, i capigruppo di maggioranza del Consiglio Comunale di Treviso hanno presentato una mozione per chiedere al sindaco Mario Conte l'intitolazione di una strada comunale a Norma Cossetto, donna divenuta simbolo della tragedia delle foibe dell'esodo istriano-dalmata. Il documento è stato sottoscritto da Davide Acampora, Massimo Zanon, Giuseppe Basso e Riccardo Barbisan. La mozione verrà portata quanto prima in Consiglio Comunale per l'approvazione. E adesso in auditorium a Treviso, della provincia di Treviso, che ieri ha ospitato una giornata di studio sulla diffusione della lingua dei segni. Sono quella mamma che ha attivato il corso per gli insegnanti sulla sensibilizzazione in provincia di Treviso. Io non ci partecipo perché sono mamma, io vado a studiare alla LIS o all'università o grazie alla pazienza degli interpreti. Si è presentata così all'Auditorium Sant'Artemio Raffaella Buzziol, la mamma che da tempo si batte perché ci sia maggiore diffusione della lingua dei segni. Strumento di comunicazione indispensabile per chi non sente o per chi come sua figlia ha difficoltà a coordinare bene alcuni muscoli facciali. Perché la lingua dei segni non è conosciuta dalle istituzioni, dalla scuola, dal tempo libero e quindi come mamma ho voluto far vedere quello che è tutte le tappe che un genitore deve fare
e i muri che incontra per arrivare ad avere uno strumento che poi è di fatto una lingua che può essere parlata da tutti. E di muri mamma Raffaella continua ad incontrarne ogni giorno nel percorso di crescita di sua figlia, perché la mancanza di un comunicatore con la lingua dei segni significa non solo isolare chi ha una seppur lieve disabilità, ma anche renderlo costantemente arretrato rispetto al percorso educativo dei compagni di classe. Eppure l'università continua a sfornare giovani preparati nella lingua dei segni. Ma è così difficile insegnare la lingua dei segni e capire la lingua dei segni? Assolutamente no, è una lingua come le altre e quindi possiamo insegnarla, impararla così come succede per tutte le lingue vocali. Quanti giovani si avvicinano a questa pratica? Moltissimi, abbiamo contato 700 studenti laureati fino dal 2001 al 2017 e da quell'anno a oggi ce ne sono altri, forse 200. E questo incontro è stato un altro passo verso la reale integrazione per chi ha nella lingua dei segni l'unica soluzione per comunicare con gli altri. Cosa chiedete alle istituzioni? Che si attivino, che iniziano a fare il fare sulla lingua dei segni, che ci siano attività per questi ragazzi, ci siano attività sul canto, ci sia attività nello sport, che ci sia l'istruzione a questi ragazzi, perché avete visto che anche qui si pecca. Io dirò questo segno: devi o dovete fare. Il tempo? Aspetti? No. Velocemente fai. C'è la pubblicità dopo. Vita. Di nuovo in studio per parlare di una iniziativa di solidarietà che ha visto protagonisti i sindaci. Novembre 2019, Venezia e il litorale feriti dall'acqua alta e dal maltempo. Ieri sera a Monastere il Veneto si è stretto ancora una volta per aiutare le zone colpite. Una cena all'insegna della solidarietà. 31 sindaci hanno tolto per una sera la fascia tricolore e si sono messi il grembiule diventando camerieri provetti. E il via alla cena con i sindaci, vassoi in mano, a servire fra i tavoli. Intanto per ringraziare tutti i veneti, i veneziani e tutti gli italiani che ci hanno aiutato e dimostrano questo grande cuore. E ancora una volta il Veneto si dimostra una regione solidaria, ma soprattutto questa zona, il Trevigiano. Occasioni come queste aiutano anche a far squadra e intervenire a sostegno degli amici dei comuni vicini. Da Vicenza al Trevigiano fino al Bellunese. È un modo per dimostrare che insieme ci si può aiutare, ma soprattutto si riescono a ottenere risultati importanti. Prima volta per me, che faccio il cameriere, poi la pasta ai fagioli è una sfida. Soddisfatta la padrona di casa. L'orgoglio più grande è quello del sentire che quando c'è da fare squadra, sindaci, cittadini, associazioni, squadre di calcio, di basket, qualsiasi cosa sia, siamo uniti. Presenti a questa bellissima serata due giocatori della De Longhi Treviso Basket e dell'Umana Reyer proprio alla vigilia del derby di domenica. Momento scherzoso con i due sindaci Conte e Brugnaro che alzano la maglia della squadra avversaria. Ed è stata festa oggi a Quinto di Treviso per i 100 anni di Nonna Roma. Lo striscione, i palloncini sulla via, tutto il quartiere ha voluto festeggiare i 100 anni di Italia-Roma. Per tutti, a Quinto, Nonna Roma, una donna che con il suo sorriso e gentilezza ha saputo conquistare l'affetto di tanti che oggi hanno voluto farle gli auguri. Sono contenta di arrivare all'età che ho. Sono contenta che ho una bella famiglia, figlie, nipoti e nipotini. Nata l'8 febbraio del 1920, Italia-Roma, orgoglio nazionale fin dal nome, ha sempre lavorato tanto. In questi 100 anni ho visto cambiare il mondo. Giovanissima faceva la sarta, poi l'amore ed il matrimonio con Celio Vighesso l'hanno portata a Quinto, dove per 55 anni ha collaborato con il marito nella macelleria in centro al paese. Dal matrimonio sono nati 3 figli, Walter, Nadia e Renata. Negli anni la famiglia si è allargata con 3 nipoti che l'hanno resa bisnonna di 3 nipotini.
nipotini. Ed ora, nonostante con l'età la vista non sia più quella di una volta, nonna Roma non rinuncia alla sua passione per le notizie, fedelissima telespettatrice dei TG di Antenna 3 da 40 anni. L'amato Celio non c'è più, ma la famiglia è rimasta sempre unita e la nonna non rimane mai sola, circondata dall'affetto dei familiari, ma anche delle persone che nonna Roma ha conquistato con il suo sorriso e che oggi hanno voluto festeggiarla. Tanti auguri quindi a nonna Roma. Adesso andiamo a Belluno. «365 giorni esatti ai mondiali di sci Cortina 2021, ieri sera cerimonia in Piazza di Bona per lo scoprimento dell'orologio digitale che ha fatto partire il conto alla rovescia». 5, 4, 3, 2, 1, evviva! Un anno al mondiale Cortina 2021! È scattato il countdown, un solo anno ai campionati del mondo di sci alpino che si svolgeranno a Cortina dal 7 al 21 febbraio 2021. Un'attesa adrenalinica che ha già contagiato appassionati dello sport e amanti dello sci e della montagna in tutto il mondo. Ieri sera in Piazza Angelo di Bona la cerimonia dello svelamento dell'orologio digitale posizionato sotto il campanile simbolo della regina delle Dolomiti. 365 giorni alla partenza dei campionati mondiali 2021, peraltro i motori sono già accesi da tempo, una grande organizzazione, un grande staff e soprattutto un grande entusiasmo. Accanto al primo cittadino di Cortina, il segretario generale di Fondazione Cortina 2021, Michele Di Gallo, Cristian Ghedina, ambassador dei mondiali e un folto pubblico. Per tutto questo tempo l'orologio inserito all'interno di un'installazione che raffigura l'inconfondibile skyline delle Dolomiti Ampezzane rimarrà a fare compagnia a tutti coloro che passeggeranno lungo Corso Italia. E questo è un evento importantissimo per la nostra vallata perché dà quel lustro che magari quel brio, quello smalto che avevamo forse un po' perso, e tutta la squadra, tutta la fondazione stanno lavorando alla grande per fare un gran mondiale. Un anno ai mondiali 2021 con il primo test importantissimo dal 18 al 22 marzo prossimi, quando sulle piste di Cortina si svolgeranno le finali di Coppa del Mondo di sci maschile e femminile. I mondiali porteranno a Cortina 600 atleti di 70 nazioni per 13 giorni di gare in 7 discipline. Siamo determinati a portare a compimento al meglio questo percorso organizzativo e siamo sicuri che i mondiali saranno un grosso successo per tutta Cortina e per tutte le Dolomiti. Torniamo a parlare del caso Nevegal con il Partito Democratico pronto a sostenere una iniziativa della Lega. Il PD regionale è pronto a scendere in campo per salvare il Nevegal. Sarà portata martedì prossimo al tavolo del gruppo consigliare a Palazzo Ferro Fini del consigliere Stefano Fracasso la richiesta del segretario del Circolo Castionese del Partito Democratico Quinto Piol di valutare la possibilità di appoggiare il progetto di legge depositato dal consigliere della Lega Franco Gidoni sull'istituzione di un fondo per la valorizzazione dei comprensori sciistici minori e tra questi il Nevegal. Si tratta, spiega Fracasso, di stazioni sciistiche del Veneto che stanno vivendo una situazione di difficoltà legata senza dubbio alle condizioni di scarso innevamento, ma la neve per queste aree turistiche non è l'unica valvola di sfogo. La valutazione perciò riguarda le enormi potenzialità sulle attività extrainvernali, una destagionalizzazione naturale per quei luoghi che oltre allo sci possono offrire situazioni ideali per la mountain bike, l'escursionismo e altro ancora. Si apre un ventaglio di opportunità per il Nevegal, dice ancora il capogruppo consigliare del PD, che lo scorso novembre in sede di bilancio ha trovato la quadra con la maggioranza sull'emendamento presentato dal consigliere Franco Gidoni. Si rafforza perciò la convinzione della necessità di un progetto strategico per il rilancio del Colle Bellunese, cui è necessario garantire una prospettiva stabile e duratura allo sviluppo dell'area, anche in vista degli appuntamenti di rilevanza internazionale come i Mondiali di Cortina 2021 e le Olimpiadi invernali 2026. La richiesta di Quinto Piolla a Fracasso ha però causato qualche frizione fra i componenti dell'Unione Comunale del Partito Democratico di Belluno. Il segretario Roberto De Moliner ha criticato l'iniziativa di Piol non sul merito ma sul metodo. Sarebbe stato più corretto discuterne prima, spiega De Moliner, che chiosa resta inteso che i passi conseguenti li faremo insieme. Da Belluno e Treviso è tutto anche per questa sera, adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.
Bentrovati al meteo. Alta pressione, il tempo si mantiene stabile sul nostro territorio, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di domenica 9 febbraio. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso, non si escludono tuttavia nubi basse e locali nebbie sulle pianure nelle ore più fredde. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, valori massimi invece fino a 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, bel tempo dunque, senza precipitazioni. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 9 e 12 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, il cielo, vedete, si presenterà al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno a -3 gradi, massime sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Vello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.